Benvenuti, oggi è domenica 20 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:17. La luna si leva alle 20:14 e cala alle 10:49. Oggi si celebra Sant'Irene del Portogallo. Il nome Irene deriva dal greco eirene e vuol dire pace. Il 20 ottobre si celebra la giornata internazionale del controllore del traffico aereo. Questa ricorrenza è stata fortemente voluta per simboleggiare lo sforzo che il personale ATS compie tutti i giorni con l'obiettivo di fornire più alti standard di sicurezza ed efficienza a passeggeri e vettori. La data è stata scelta come data di origine dalla IFATCA, cioè la International Federation of Air Traffic Controllers Association, e fu istituita ad Amsterdam nel 1961, quando l'aviazione richiedeva una migliore organizzazione dello spazio aereo. Compie 88 anni l'attrice Valeria Fabrizi. Nasce a Verona, dove era vicina di casa dell'amico Walter Chiari. Entra nel mondo dello spettacolo come protagonista dei fotoromanzi e nel 1954 debutta al cinema. Partecipa a Miss Universo nel 1957 e si classifica quarta. La sua carriera prosegue accanto al marito Tata Giacobetti e al quartetto Cetra, e dopo diventa la protagonista di fiction di grande successo come Un posto al sole e Che Dio ci aiuti. Nel 2021 è stata concorrente di Ballando con le stelle. Spegne 57 candeline oggi anche Luigi Locascio, attore e regista di cinema e teatro nato a Palermo. Vince il David di Donatello per l'interpretazione di Peppino Impastato nel film I 100 passi, diretto da Marco Tullio Giordana. Lo stesso regista lo vuole di nuovo per La meglio gioventù, per cui viene premiato ai Nastri d'Argento. Nel 2001 vince la Coppa Volpi con Luce dei miei occhi e nel 2020 si porta a casa un altro David come miglior attore non protagonista ne Il traditore di Marco Bellocchio. Compie 74 anni Mara Venier, all'anagrafe Mara Provoleri. Veneziana doc, da sex symbol della commedia all'italiana degli anni 80, è diventata la signora della domenica della TV. Debutta a 23 anni sul grande schermo in film come Testa o Croce, accanto a Renato Pozzetto, e Al bar dello sport con Lino Banfi. È giurata nella seconda edizione di Tu sì che vales e opinionista nella 13ª edizione di L'Isola dei Famosi. Dal 2018 torna al timone di Domenica In. Viene inaugurata la Sydney Opera House. L'evento del 20 ottobre 1973 viene trasmesso dalle televisioni di mezzo mondo. Elisabetta II taglia il nastro del nuovo teatro dell'opera, destinato a diventare il simbolo dell'Australia. L'opera ha avuto un costo di $102 milioni. Le particolarità sono il tetto, ritenuto il più pesante del mondo, e il grande organo che conta oltre 10.000 canne. Nel 2007 diventa patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ma sapete su cosa si basa la tecnologia del volo? Ci sono due principi fondamentali molto diversi. Mongolfiere e dirigibili sfruttano il fatto che l'aria e gas, come idrogeno ed elio, se riscaldati salgono verso l'alto. Tutti gli altri aeromobili generano una potenza mediante ali e rotori. Per quanto riguarda gli aerei passeggeri, sappiamo che in ogni momento ne transitano in aria circa 9.250.
Buona domenica ai 12. La giornata oggi prevede l'ingresso della Luna in Gemelli e tutto lo zodiaco si accende di voglia comunicativa. Vediamo come. Ariete, venite già da un periodo in cui la comunicazione vi ha reso assolutamente protagonisti grazie a Mercurio e grazie comunque già ad una Luna decisamente dinamica. La Luna oggi però è nella vostra ideale terza casa e quindi rafforza ancora di più il significato di dialoghi proficui, incontri e soprattutto di scambi molto fortunati. Toro, la Luna oggi esce dai vostri gradi, arriva in Gemelli, ma mantiene l'opposizione con Venere e la congiunzione con Urano, almeno per quasi tutta la giornata. Vedete, questa configurazione ancora vi esorta a essere un po' più cauti in amore e a non tirare troppo la corda con il partner. Per adesso la riflessione delle stelle è questa. Gemelli, e la Luna entra nei vostri gradi, iniziate una giornata piena di brio. L'opposizione con Venere magari vi chiederà di discutere col partner di qualche pensiero, di qualche considerazione, ma rimarrete aperti tutta la giornata ad una vitalità e un'apertura verso gli altri che contempla ogni tipo di piacevolezza e divertimento. Cancro, la vostra Luna oggi entra nei gradi dei Gemelli, quindi nel segno prima di voi, per cui quando questo accade tutto si fa più riflessivo, più romantico e vi chiede appunto di indagare dentro di voi, uno sguardo più introspettivo che è assolutamente positivo in termini di autocritica. Oggi parlerete di qualcosa che vi sta molto a cuore con una persona che amate. Leone, Luna amica e compatibile che rinsalda il valore amicale. Oggi è una giornata di visite, di incontri e finalmente una giornata un pochino più plurale che esce un pochino di più dalla coppia e dalla famiglia. Qui ci voleva tornare un po' alla ribalta, del resto Venere dalla vostra parte. Vergine, la giornata oggi si apre con una quadratura della Luna e una quadratura di Venere. In amore probabilmente c'è qualcosa su cui riflettere, ma la giornata porterà consiglio. Non languite e cercate comunque di uscire e di procurarvi dei divertimenti. Bilancia, la giornata oggi prevede un bellissimo trigono della Luna. L'amicizia di Venere, il vostro pianeta, l'avete già. Giove è dalla vostra parte, il Sole è ancora nei vostri gradi. Che dirvi se non buona domenica. Scorpione, oggi la Luna smette di esservi opposta, quindi una maggiore libertà emotiva, una maggiore libertà di pensiero. Venere vi ricorda che comunque l'amore non è una teoria e quindi acchiappate il telefono e chiamate, coinvolgete, invitate la persona che vi piace. Sagittario, intraprendenti più che mai, ospitate quella bella Venere che proprio ancora oggi non va d'accordo né con Urano e neanche con la Luna, che vi chiede di passare avanti, di passare oltre e dedicarvi a un nuovo amore, nulla di vecchio. Capricorno, giornata molto interessante oggi, visto che la Luna smette di sollecitare i vostri gradi planetari, ma rimane in comunicazione con un Plutone che ancora vuole dirvi qualcosa, ovvero che il vostro intuito non fallisce mai e oggi ne avrete prova, oggi molto seduttivi. Acquario, giornata molto piacevole con una Luna di trigono che vi porta allegria, gioia e soprattutto passione. Qualcuno è impazzito per voi? Pensate di proseguire in questo gioco di ruolo? Smontatevi un po' perché è arrivato il tempo di darvi. Pesci, giornata molto interessante visto che la Luna offre una quadratura e Venere anche, siete nella stessa condizione alla distanza da due pianeti medesima del segno della Vergine. Nel vostro caso però i supporti sono Saturno e Nettuno, un Saturno che con Mercurio, l'arte quindi della parola, è assolutamente molto avvantaggiato e da Nettuno che si avvale sia di Plutone e del suo carisma sia delle dolcezze della Luna che in serata non tarderanno a stupirvi. Un matrimonio che conquista l'attenzione di tutto il mondo, quello celebrato il 20 ottobre 1968 tra l'ex First Lady Jacqueline Kennedy e l'armatore greco Aristotele Onassis. Jacqueline è stata la moglie del 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Onassis era considerato uno degli uomini più ricchi al mondo. Aggiungi un fiocco in più alla tua corda. Non suona bene così, vero?
Questa è la traduzione letteraria di add an extra bow to your string, espressione che indica qualcosa che in italiano potremmo rendere con dozzinale o di poco conto, oppure provando a usare un'espressione ancora più simile con un tanto al chilo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il folle di cui parleremo oggi è l'imperatore del Sacro Romano Impero, Rodolfo d'Asburgo. Le sue grandi passioni erano le scienze occulte e l'astrologia. Nella sua corte ospitò alchimisti e studiosi come Giordano Bruno. Accumulò un'enorme quantità di tesori, formando la più grande collezione privata mai allestita. Con il passare degli anni questi interessi lo travolsero e a causa dell'aggravarsi dei suoi disturbi mentali fu costretto ad abdicare in favore del fratello. Fu grazie a questo clima che Praga è considerata tra le città più esoteriche e magiche d'Europa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Avere un grande obiettivo da raggiungere è l'unica fortuna che vale la pena trovare. Abbiate sempre dei grandi obiettivi da raggiungere attraverso i piccoli passi da fare ogni giorno. Noi vi aspettiamo qui anche domani per fornirvi sempre nuove curiosità e informazioni per sognare in grande insieme. Buona giornata dalla vostra Martina.